Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. La Regione ha disposto nella mattinata di oggi la sostituzione della seconda dose di AstraZeneca per chi deve effettuare il richiamo con i vaccini Pfizer e Moderna. Coinvolte 8.300 persone per questi richiami, già quasi 2.000 nel fine settimana. La campagna vaccini insomma prosegue senza alcun intoppo, ma resta comunque condizionata dal reintegro futuro delle nuove dosi. Sentiamo il vicepresidente della Regione Riccardi. Siamo riusciti a risolvere il problema della sospensione. Non sarà una sospensione, ma sarà una sostituzione di vaccino. Quindi le persone che hanno prenotato under 60 anni e dovevano fare il richiamo con AstraZeneca, con lo stesso appuntamento, le stesse procedure, gli sarà fatto un vaccino mRNA, quindi o Pfizer o Moderna, alle stesse condizioni, secondo le disposizioni del Ministero della Salute, e lo stesso giorno, nello stesso luogo, come non fosse cambiato niente. Questo interesserà entro la fine di luglio circa 8.000 persone in Friuli Venezia Giulia, delle quali circa 2.000 riguardano questo fine settimana, quindi già da stamattina le cose sono andate avanti come se nulla fosse accaduto rispetto a una decisione che è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Nessun rischio per la propria salute per chi si vedrà cambiata la dose, ovvero da AstraZeneca ai vaccini mRNA, ovvero Pfizer e Moderna. E a rassicurare la popolazione è il direttore di pneumologia dell'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina, Marco Confalonieri, ieri intervenuto durante la trasmissione Screenshot. Sentiamolo. Dobbiamo sapere che tutti i vaccini in uso nel mondo occidentale, tutti, si rivolgono verso un unico punto del virus. Ed è un punto del virus che è relativamente poco sensibile alle varianti, cioè è la proteina S, cioè la chiave che entra nella serratura delle nostre cellule. Se il virus varia, modifica questa chiave troppo, non funzionerà magari il vaccino, ma non funziona più neanche il virus. Quindi sostanzialmente se io domani da AstraZeneca dovessi vaccinarmi a Pfizer o Moderna, non cambia nulla, va bene lo stesso. No, è sempre una vaccinazione contro la proteina S, ecco, per cui non cambia niente. Questo è fondamentale spiegarlo alla gente. Del vaccino cinese. Invece è necessaria la seconda dose? Ma ciascun vaccino dà un'immunizzazione, garantisce un'immunizzazione secondo il tipo di vaccino con una o due iniezioni. Certamente per quanto riguarda AstraZeneca si è sempre detto che è stato sperimentato con due immunizzazioni, così pure 2 vaccinazioni sono necessarie per i vaccini tipo Moderna e Pfizer, mentre Johnson & Johnson si sa che è sufficiente uno solo. E già la prossima settimana potrebbero esserci novità e quindi una svolta per quanto riguarda le inoculazioni delle dosi nella fascia d'età 12-15 anni. Sul tema intervengono i pediatri: giusto vaccinare gli adolescenti perché sono potenzialmente pericolosi per la trasmissione del virus. Molti genitori che si sono rivolti in questi giorni agli stessi pediatri per avere chiarimenti ed esprimere i propri dubbi. Sentiamo allora quali potrebbero essere proprio gli effetti indesiderati. Loro hanno un quadro di asintomaticità che li rende proprio dei serbatoi del virus. Questo è molto pericoloso per loro, per una contagiosità interna al gruppo dei pari, che comprende anche ragazzi con patologie non note, con situazioni delicate di cui loro molto spesso non parlano. Il vaccino disponibile è il vaccino Pfizer al momento. Successivamente, non appena ci sarà l'approvazione anche regionale, la delibera che lo consentirà, sarà disponibile anche il vaccino Moderna, ma per il momento l'unico vaccino per queste età è il Pfizer. Le mamme hanno chiamato tanto per sapere se farlo o non farlo e poi hanno richiamato subito dopo, perché ancora tra i 12 e i 15 anni, che è la fascia che interessa i pediatri di libera scelta, non è stato dato il via libera per questioni burocratiche.
Gli effetti collaterali sono la dolenzia al braccio nella sede dell'inoculo, un senso di malessere, di stanchezza, qualche dolore muscolare, dolore osseo e tutto sommato tutto qui. Questo però è molto frequente, ce lo dobbiamo aspettare, mentre gli effetti collaterali più importanti sono veramente rarissimi. La cronaca, tragedia a Pordenone, un geometra in pensione di 77 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo che si trovava in un appezzamento da lui coltivato e di sua proprietà. L'uomo, come al solito, ieri mattina si era recato nell'orto incontrando il vicino. Alle 19 il figlio è andato a cercare il padre, preoccupato perché non era ancora rientrato a casa, trovandolo riverso in un pozzo irriguo in disuso e utilizzato dall'anziano come concimaia. Sul posto sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco di Pordenone, una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato, ma per il 77enne non c'era più nulla da fare. All'origine della tragedia, con tutta probabilità, un malore che ha fatto cadere l'uomo nel pozzo, non lasciandogli scampo. Ed è stato riaperto oggi il punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, dove ci sarà anche la guardia medica e novità di quest'anno, un centro tamponi per i villeggianti, soprattutto provenienti dall'estero. L'intervista al direttore dell'azienda ospedaliera del Friuli Centrale, Denis Caporale. Oggi come da piano dell'emergenza praticamente apriamo il PPI di Lignano, un riavvio importante in quanto così come si riattiva l'attività turistica naturalmente dobbiamo essere in grado anche di assicurare la salute sia ai cittadini che anche naturalmente a quelli che vengono da fuori come i turisti, quindi il PPI di Lignano è il primo punto che riapre per la stagione turistica. Questo è un fatto importante e verrà accompagnato la prossima settimana anche naturalmente dalla guardia turistica che sarà disponibile per naturalmente tutte quante attività competenti da guardia turistica. Il PPI di Lignano l'anno scorso a memoria ha aperto il 13 di giugno, quest'anno oggi è il 12, quindi siamo in linea rispetto ai piani di emergenza, rispetto anche alle altre annualità precedenti. Un ringraziamento va sicuramente alla disponibilità degli operatori sanitari, medici e naturalmente infermieri e OS che sono anche resi disponibili per garantire il servizio a Lignano. E questa è un'attività che il Comune di Lignano ha voluto assicurare ai cittadini, soprattutto ai cittadini stranieri che necessitano di un tampone per il rientro anche laddove sia richiesto dal proprio stato di origine, per rientro appunto nel proprio stato di origine, un'attività che noi abbiamo solamente autorizzato, che però è stata voluta dal Comune di Lignano e secondo me è importante il risultato raggiunto anche in questo caso dal Comune. Voltiamo pagina, parliamo ora di trasporti. Ieri il viaggio inaugurale del treno che collegherà Trieste con Lubiana e Vienna. Crescono gli assi in Friuli Venezia Giulia e si intravede la luce alla fine del tunnel del Covid. Sentiamo. Era atteso alle 16.52, alle 18.30 però non era ancora arrivato e il tabellone luminoso indicava un ritardo importante. Il viaggio inaugurale del treno Trieste-Lubiana-Vienna si è aperto non nel migliore dei modi, anche se alla fine è stata una festa. Trieste-Vienna-Lubiana, una tratta storica, una tratta importante. È importantissima per Trieste, ma penso per il Friuli Venezia Giulia. Intanto vengono collegate due capitali dell'Europa e soprattutto con un unico treno, quindi non ci sono cambi, si va direttamente da Trieste a Vienna e viceversa, quindi le persone possono salire, scendere dallo stesso treno e quindi godersi soprattutto il viaggio, perché mi dicono, e dovrei farlo prossimamente, che è stupendo dal punto di vista della visione. Si sta tornando lentamente alla normalità, si respira normalità? Ecco, questo è un altro esempio che pian pianino stiamo tornando, non è certamente ancora il top, però dopo tanti mesi, anzi più di un anno, è un segnale positivo che diamo a tutti e che spero poi duri nel tempo. È previsto un Eurocity al giorno in andata e ritorno con partenza da Vienna alle 7.58 e arrivo nel capoluogo giuliano alle 16.52, salvo ritardi. Partenza invece da Trieste alle 13.03 e arrivo nella capitale austriaca alle 22. Il collegamento è curato da OBB, le ferrovie austriache, in collaborazione con quelle slovene e italiane. Nuovo potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria nel porto di Trieste, riapre il varco 2, al via la manovra indipendente dei convogli nei vari terminal con un aumento della movimentazione.
La direzione infrastrutture ferroviarie è una struttura relativamente nuova dell'autorità di sistema portuale, nata per progettare, manutenere, costruire e gestire gli impianti ferroviari, gli asset del sistema portuale. La nostra attività spazia quindi dal porto di Trieste ai raccordi della zona industriale al porto di Monfalcone. Oggi inauguriamo l'apertura del Varco 2 del Porto Nuovo. È un momento importante perché si inquadra in un lotto di interventi manutentivi del valore di oltre 1 milione di euro, i quali, congiuntamente agli interventi realizzati in Campomarzio sul fascio Parenzane da RFI, ci consente di poter operare in maniera indipendente con le manovre provenienti dal molo quinto e sesto, che utilizzano il Varco 2, e quelle provenienti dal molo settimo che utilizzano il Varco 4. Queste manovre quindi potenzialmente possono avvenire anche in contemporanea e dare quindi una maggior fluidità e evidentemente una maggior capacità a tutto l'impianto ferroviario del porto. Concludiamo parlando di una mostra molto importante nel castello di Udine. È possibile ammirare una vasta riproduzione delle opere di Giovanni da Udine, un artista che lavorava a fianco di Michelangelo e Raffaello. Opere che arrivano da tutta Italia ma anche dall'Europa. Sentiamo le novità. Giovanni da Udine è una persona che ha lavorato moltissimo a Roma, le sue grandi opere artistiche sono affreschi che fanno belle i palazzi vaticani e altri luoghi di Roma. E qui a Udine abbiamo portato chiaramente le riproduzioni di questi affreschi e poi soprattutto i suoi libri, i suoi appunti, i suoi disegni, anche ci sono dei prestiti arrivati da lontano. Lui è stato un uomo di grande arte perché era amico di Raffaello, molto amico di Raffaello, ha collaborato anche con Michelangelo, pensate questi due massimi artisti nella storia della cultura italiana, e c'era anche Giovanni da Udine, Furlano. Finalmente oggi si apre una mostra che io credo abbia un profondo significato, innanzitutto perché si inserisce nel percorso che il Comune ha voluto realizzare in questi anni di valorizzazione del rapporto tra Udine ed il Friuli. Però oggi è un giorno particolare, ve lo faccia dire. Apriamo la mostra quando? Apriamo la mostra l'11 di giugno. 11 di giugno 1983, che è la data riportata in calce a quel documento dell'imperatore Ottone II, dove per la prima volta si cita la città di Udine, che viene concessa al patriarca. Non ci sono notizie dell'ultima ora, noi ci vediamo con il nostro notiziario alle ore 19. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buon pranzo a tutti. Arrivederci.